chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del Cancellonia. Dovrebbe esserci splendida, do il benvenuto a tutti voi, alla Scoop Travel e al maestro Barra che ci onora insomma della sua presenza. Mi auguro che, e sono sicuro che trascorrerete una magnifica crociera e apprezzerete quello che il maestro insomma e tutti i suoi collaboratori ci proporranno. Grazie. Cioè molti quando sentono la crociera della musica napoletana pensano che noi veniamo a bordo solamente per pazziare, per giocare, per cantare. No, anche questo lo facciamo, però lo facciamo in modo particolarmente, cioè cerchiamo di valorizzare al massimo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Quindi nel corso della settimana che trascorreremo insieme vi renderete conto di questo e quindi mi auguro che anche voi... La nave va, avrebbe detto Federico Fellini nel suo bellissimo film, appunto, dove lì era musica lirica, quindi una grande musica, un'altra grande nostra tradizione, lo diciamo a nave va con la musica napoletana e in particolar modo con la canzone napoletana. Va in giro per il Mediterraneo, ma non è soltanto un puro accompagnamento, ma è un progetto, e questa è la cosa che mi sembra molto importante, e questa è la bellissima idea che è partita da Spinoza. Cioè l'idea è la seguente: possiamo divertirci facendo anche delle cose che ci sono utili, hanno anche, come dire, una grande forza identitaria nella nostra storia, nelle nostre tradizioni? Ecco, questa è la scommessa, ma la risposta è evidente: sì. Se siamo qua, ci siamo incontrati in un gruppo di persone qualificatissime come voi, delle persone hanno scelto questa, come dire, di fare questa esperienza, evidentemente c'è questa ipotesi e c'è anche questa possibilità. Noi ce la mettiamo tutta. Volevo solo dire che sono felice di stare qua. Spinoza ha organizzato queste belle cose molto importanti, perché appunto come ha detto il maestro Charot, non è solamente la cultura, non è noia, assolutamente. Molto spesso capita che i docenti non sanno insegnare e allora l'allievo si annoia, si addormenta. Perché? Per una questione proprio di monotonia nella voce. Molto spesso io che ho avuto dei maestri, voglio dire, talmente seducenti, ho avuto la fortuna di avere questi maestri che non mi annoiavano perché seducevano, e tutto è basato sulla seduzione, perché il pubblico o l'allievo va sedotto, e io spero di sedurvi quando ci sarà il momento che verrete a vedere il mio spettacolo, con il mio piccolo spettacolo. Non vi aspettate balletti o ballerine o ballerini o scenografie da musical, no. Il mio spettacolo è basato solo sulla mia presenza, sulla mia capacità di comunicare, di giocare col pubblico e sul mio modo soprattutto di jouer. In francese giocare significa anche comunicare, e giocare soprattutto col teatro, perché il teatro è cultura e soprattutto il teatro napoletano è una bella fetta di cultura italiana. E Napoli, e questo l'ho detto anche nell'altra conferenza stampa, Napoli va rispettata proprio perché è stata e lo è ancora, anche se bistrattata e calunniata molto spesso. Napoli è ancora una grande capitale di grande cultura, e questo mi auguro che uscirà da tutta questa bella operazione che ha voluto Spinoza. Grazie. Allora signori, noi non vi vogliamo trattenere più.